elezioni regionali in Sicilia il Movimento di Più sostiene la candidatura all'Assemblea regionale dell'agrigentino Antonio Damaso nella lista Siciliani Liberi nel collegio di Agrigento. Ascoltiamo dunque Marco Arcuri del Movimento di Più e lo stesso Antonio Damaso. Il Movimento di Più, in occasione delle elezioni regionali del 5 novembre, tramite il rappresentante Marco Arcuri, annuncia l'appoggio alla candidatura di Antonio Damaso nella lista Siciliani Liberi. Sì, il movimento non si è schierato, non ha partecipato alle elezioni regionali per il semplice fatto che effettivamente sono elezioni complicate. Stamattina sono già stati depennati altri 3 presidenti. Quello che noi vediamo, e quindi stiamo lavorando anche con i nostri sostenitori, è riuscire a dare forza a qualcuno che effettivamente è trasparente. In questo caso abbiamo localizzato ed evidenziato i Siciliani Liberi, che rappresentano l'idea dell'indipendentismo siciliano, un'idea che oggi purtroppo è scomparsa. I candidati sono tutte persone semplici, direi, è bello dire questo termine, ma hanno anche la capacità di dare forza a quello che è il sicilianismo, che si è perso da tanto tempo. Quindi il movimento si è messo in moto ad aiutarli. Io in occasione ho Antonio Damaso qui al lato a me, che adesso dirà anche la sua, e faremo in modo di riuscire anche a portare a casa un bel risultato, sapendo benissimo che sono elezioni complicate, ma ce la metteremo tutta. Quindi questa è l'operazione che sta facendo il movimento con le persone che simpatizzano con noi. Antonio Damaso, pertanto candidato nel collegio di Agrigento nella lista Siciliani Liberi. Niente, io mi sto mettendo in questa competizione elettorale proprio perché il programma e il progetto dei Siciliani Liberi è valido, e poi ha detto bene l'amico Marco che all'interno di tutte le liste presentate sul territorio siciliano ci sono persone semplici come me che non hanno una storia e uno storico politico. Su questo vogliamo dirla proprio in modo da farlo capire a tutti che oggi il Movimento dei Siciliani Liberi è un movimento indipendentista che non vuole andare a fare la guerra a nessuno, tranne che attivare quelle che sono le regole vere dello Statuto siciliano, quello che in tanti hanno voluto cambiare, e per questo io oggi sono qui insieme a Marco a ringraziare soprattutto l'appoggio che ci sta dando il Movimento di Più in questa competizione elettorale che, come in questo anno, è senza precedenti, perché in giro sappiamo che c'è molto trambusto.